Presidente, ha presentato oggi un piano di abbattimento delle liste d'attesa per la catarata. Quali sono i numeri del Veneto? Come si sta procedendo? Ma un piano eccezionale che già ha dato i suoi risultati e continueremo a lavorare. Stiamo parlando di 650.000 cataratte e interventi alla cataratta a livello nazionale. Il Veneto ne fa circa 70.000 all'anno e stiamo procedendo bene. Direi che è l'occasione anche per ringraziare tutti i nostri operatori che stanno recuperando, veramente galoppando per recuperare ovviamente tutto quello che era il pregresso. C'è in prospettiva un incremento legato all'invecchiamento della popolazione proprio in questo È scritta, nel senso che lo vediamo proprio statisticamente questo incremento. È ovvio che, come si dice, una cataratta ormai non si nega più a nessuno, però è altrettanto vero che va fatto l'intervento e le nuove tecnologie, le nuove forme di organizzazione e i grandi professionisti ci aiutano a fare veloci. Anche due in una volta sola? C'è qualche oculista che, selezionando i pazienti, ha iniziato a fare entrambe le cataratte per lo stesso paziente, evitando il ritorno del paziente e quindi avendo il paziente due volte in fase operativa. Bene, anche questa mattina siamo qua al Mix Market, dietro le quinte abbiamo l'Ivan, il mitico Ivan. Allora, vi consigliamo queste confezioni di cereali, ci sono tantissimi gusti, al cioccolato, con il mais e il frumento. Si utilizzano per la prima colazione con il latte, ma qualcuno so che li utilizza anche con l'insalata in vari modi. A parte le confezioni che sono bellissime, ma ci sono veramente tantissime qualità, quindi una collezione sana, fresca e veloce.